Tragedia a Vigonza, imprenditore si toglie la vita all'interno del suo capannone. A fare la drammatica scoperta un operaio, problemi economici all'origine del gesto. Il quartiere dell'Arcella a Padova sconvolto per la tragedia dei fratelli Rigon, segni di lotta per oltre un'ora, nuovi accertamenti per escludere ipotesi diverse dall'omicidio-suicidio. Stamane a Venezia la consulta delle autonomie, Zaia faccia a faccia con categorie economiche, sindacati ed enti locali. Sono ottimista, ha detto, confermo le 23 materie, da qui non si torna indietro. Reddito di cittadinanza al via, tutto pronto anche in Veneto, da domani si aprono i termini per presentare domanda, le richieste alle poste, ai CAF oppure online. Inchiesta Camorra, ieri era Eraclea al Consiglio Comunale Lampo e le polemiche dell'opposizione, oggi i consiglieri si sono dimessi. Eccezionale intervento chirurgico a Padova, 47enne con metastasi epatiche inoperabili, sottoposto ad un trapianto da donatore vivente, una porzione di fegato trapiantata accanto a quello malato si è rigenerata in soli 17 giorni. Le riprese si terranno ad aprire sul Montello, ma oggi a Treviso è iniziato il casting per selezionare le comparse della serie diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Calcio, nuovo ribaltone nella panchina del Venezia, via Walter Zenga, arriva il vulcanico Serse Cosmi, fatale all'ex portiere della Nazionale, l'ultimo mese e mezzo negativo della squadra. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Il Veneto ripiomba nell'incubo degli imprenditori suicidi. La tragedia oggi a Vigonza, nel Padovano, un imprenditore si è tolto la vita all'interno del suo capannone. A fare la drammatica scoperta un operaio. Ha aperto le porte dell'azienda e ha trovato il suo titolare impiccato. La tragedia all'Italservice di via Spagna a Peraga di Vigonza. Sotto shock la famiglia e i dipendenti di Emanuele Vezzù, 57 anni, imprenditore padovano, morto suicida. L'uomo si è impiccato in un ufficio della sua azienda specializzata nel commercio di ricambi di cucina ed elettrodomestici. Quando l'operaio è arrivato in ditta ha suonato più volte il campanello, i cancelli erano chiusi, così ha chiamato il titolare che non ha risposto. A quel punto ha deciso di avvertire la moglie di Vezzù, che è arrivata sul posto con le chiavi. Insieme sono entrati nel capannone e hanno scoperto la tragedia. Immediatamente è stato allertato il 118, ma una volta giunti sul posto i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'imprenditore. In via Spagna a Vigonza sono arrivati anche i carabinieri e il pubblico ministero. Emanuele Vezzù è stato trovato con le mani legate, un dettaglio, quello delle mani legate in maniera grossolana, che non cambia però l'ipotesi investigativa del suicidio. Forse quello di legarsi le mani è stato un estremo gesto per non desistere dall'intento di togliersi la vita. Accanto al corpo non sono stati trovati biglietti. Vezzù non ha lasciato spiegazioni, era uscito come ogni mattina di casa salutando i familiari. Eravamo grandi amici e dividevamo l'amore per la vita, per la buona cucina, per il gruppo. Eravamo un bel gruppo di amici, il buon vino. Che persona era? Squisita. Non c'era niente che lasciasse presagire? Zero assoluto. Amore per la famiglia, per i figli, per la moglie, per gli amici, per il lavoro, basta, non aveva altro. Non si sa se l'origine del gesto sia attribuibile a questioni personali o se nascano piuttosto da una difficile situazione lavorativa. Fuori dall'azienda, attaccata alla ringhiera, un cartello vendesi, pare mancassero poche rate e quella maxi finale del leasing. Poi il capannone sarebbe stato interamente di proprietà di Vezzù, che poteva venderlo. Forse un passaggio per lui difficile da accettare. Il quartiere dell'Arcella a Padova ancora sconvolto per la tragedia dei fratelli Rigon, sui due corpi, segni di lotta per oltre un'ora, ed oggi nuovi accertamenti degli investigatori per escludere ipotesi diverse dall'omicidio-suicidio. Sentiamo.
Nella villetta di via Faggina al civico 50 i segni della mattanza, sangue ovunque e le tracce di un corpo a corpo che sarebbe durato più di un'ora. C'è ancora un mistero la ricostruzione, inizialmente di omicidio-suicidio, della tragedia dei due fratelli Pier Matteo e Donatella Rigon, trovati morti nella loro casa lunedì sera a Padova. In queste ore i poliziotti della squadra mobile stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto tra i due. In particolare si attende l'esito dell'autopsia per chiudere il caso ed escludere l'intervento di terze persone. Nessuno dei due fratelli infatti presenterebbe tagli ai polsi o altri segni tali da far ritenere che uno dei due si sia tolto la vita dopo la morte dell'altro. Il corpo di Donatella da un primo esame presentava un taglio netto alla gola e molte ferite. È morta in poco tempo, dissanguata. Pierre, come lo conoscevano in quartiere, invece aveva diverse coltellate alle braccia e al petto, ma meno della sorella. Un quadro complesso quello che emerge dalle indagini. I due congiunti avrebbero iniziato a litigare forse già venerdì o sabato, un diverbio che si sarebbe protratto degenerando in un'aggressione da parte di uno dei due e una lotta disperata. Le pareti della casa, le scale erano piene di sangue, schizzi ma anche impronte delle mani. I cadaveri nel corridoio al piano superiore erano vicini, la donna seduta sul pavimento accovacciata e appoggiata alla parete, il fratello riverso a terra faccia in giù sopra un cuscino. Uno dei due ha usato un coltello, l'altro una forchetta trovata divelta a terra in cucina. In casa è stata scoperta diversa polvere topicida e una tanica di benzina, segno che uno dei due meditava probabilmente di uccidere l'altro da tempo. Impossibile stabilire se l'uomo abbia sferrato l'ultimo colpo mortale alla sorella o viceversa. I due sarebbero morti tra venerdì e sabato. I corpi sono stati scoperti solo lunedì pomeriggio dall'altro fratello che ha avvertito la polizia. Mirko Rigon, dopo molti giorni che non sentiva i fratelli, si era presentato in via Faggin. I vicini lo avevano chiamato. Donatella e Pier Matteo non uscivano da giorni e si vedeva sempre una luce accesa e la macchina posteggiata all'esterno. Entrato nella villetta, l'orrore, sangue ovunque e i due corpi, una scena agghiacciante, ha ripetuto Mirko agli investigatori. I due fratelli fino a dicembre condividevano l'abitazione con l'anziana madre, morta pochi giorni prima di Natale. Da qui pare che i rapporti si fossero un po' incrinati e la convivenza fosse diventata sempre più difficile. Ma chi sono questi due fratelli? L'omicidio-suicidio ha sconvolto i residenti di via Faggin, nel quartiere dell'Arcella, a Padova. Sentiamo. Due ragazzi normalissimi, lei non ti dava molta confidenza, era molto tranquilla come persona, un po' così, lui invece un po' più spavaldo. Ho visto solo lui la settimana scorsa, mi ha salutato come qualunque vicino, insomma, però non li conoscevo in realtà. Quindi vedevo la mamma quando ancora c'era, che era molto anziana. Due persone riservate? Molto, molto. Vedevo lei qualche volta con la mamma invalida fare una passeggiatina. Quando uscivano di casa erano sempre in compagnia dell'anziana madre invalida che accompagnavano a fare qualche passeggiata tra le strade dell'Arcella. Questa è l'immagine che tutti in quartiere hanno di Donatella e Pier Matteo Rigon. Dopo la morte della mamma a dicembre i due fratelli si vedevano sempre meno in quartiere, nulla però lasciava presagire la tragedia. La macchina ferma da giorni, la finestra aperta anche di notte, il silenzio totale, indizi che hanno insospettito i vicini. Qui in zona Santissima Trinità all'Arcella si conoscevano quasi tutti di vista. Ora qualcuno parla di litigi e forse una lite. È stata l'ultimo capitolo della vita dei due fratelli prima dell'omicidio-suicidio. L'ho vista poco tempo fa, loro due che scarrozzavano la mamma, che poi è venuta a mancare a Natale. Ci si scambiava un po' giusto, buona camminata, un saluto così, ma non eravamo in rapporti d'amicizia. Donatella, molto riservata, era amica di Andrea Rossi, ex consigliere del quartiere Arcella, che la ricorda così. Abbiamo frequentato in gioventù i gruppi giovanili della parrocchia assieme e poi ultimamente c'era una sintonia su alcune cose lavorative che abbiamo seguito assieme e quindi un grande dolore perché Donatella era una ragazza estremamente sensibile. Un delitto consumato tra le mura domestiche ma che ha sconvolto nuovamente via Faggin, teatro negli anni 70 dell'efferato delitto di Margherita Magello, un delitto che avviene a pochi giorni dall'8 marzo, giorno della festa della donna, e così qualcuno questa mattina ha pensato di deporre un mazzo di mimose e una rosa rossa per ricordare Donatella. Nel gennaio del 1976 al civico 27 di via Faggin venne uccisa con 59 coltellate la giovane studentessa Margherita Magello, un delitto che
tutti i padovani ricordano e che vide condannato Massimo Carlotto, il famoso scrittore noir, all'epoca militante di Lotta Continua, a cui venne concessa la grazia dal Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Torniamo a parlare del processo verso l'autonomia del Veneto, raggiunto ad un punto cruciale. Oggi il Presidente della Regione Zaia ha riunito la Consulta per fare il punto della situazione. Sentiamo. Abbiamo seguito pedissequamente quanto è previsto dalla Costituzione, chiediamo le 23 materie, abbiamo rinforzato la nostra richiesta con un referendum, a cui hanno partecipato 2.328.020. Direi che ci siamo. Adesso spetta al governo decidere di inviare in Parlamento la bozza e ne accettiamo anche una discussione. Indietro non si torna. Il Veneto tiene ferma la richiesta di autonomia con competenza sulle 23 materie elencate in Costituzione. Zaia lo ribadisce alla Consulta del Veneto per l'autonomia davanti ai rappresentanti del mondo politico, economico, accademico e sindacale del Veneto, dove si è fatto il punto della situazione. Penso che se si decidesse la procedura della preintesa firmata tra Governo e Regione Veneto, questa preintesa potrebbe andare velocemente in Parlamento e iniziare una discussione, quindi anche prima delle europee. Questa ricerca sempre della deadline, dell'ultimatum non mi trovo tanto appassionato. Dico che il dibattito con una vera e propria riforma come questa ci vuole. Dico a tutti che noi siamo sul pezzo, non si è assolutamente rallentata la macchina, tanto è vero che come vedete il dibattito c'è tutti i giorni. Un percorso che potrebbe essere illustrato al ministro Stefani nel corso di un incontro convocato giovedì, al quale parteciperanno anche i presidenti di Lombardia ed Emilia-Romagna. Le 23 materie sono scritte e elencate in maniera puntuale in Costituzione. Quanto alla norma finanziaria che abbiamo definito con il MEF, è una norma assolutamente rispettosa delle altre regioni, non è una secessione dei ricchi come dice qualcuno, anzi invito tutti ad andare a leggersi la norma e a leggere quello che chiediamo. Zaia non teme che il processo verso l'autonomia possa essere ostacolato da polemiche interne alla maggioranza di governo. Io ho fiducia della maggioranza, visto e considerato che è rappresentata da due partiti che hanno sempre sostenuto l'autonomia, l'hanno messa nel contratto di governo e l'hanno anche messa nel DEF. Dall'altro, se si continua a parlare della secessione dei ricchi, invito tutti ad andare a leggere perché non è così. Cioè dire scemenze le si dice solo perché non si vogliono affrontare i veri problemi e la secessione dei ricchi rischia di diventare un alibi per qualcuno. Unanime la richiesta al termine della consulta, si faccia presto, sentiamo. Adesso la partita è sul tavolo della politica e saremmo degli ingenui se avessimo pensato che questa era una partita che si giocava così in 4-4-8 e che si sarebbe potuto dire alla fine che tutti vissero felici e contenti. Ottimismo ma anche coscienza delle difficoltà di un cammino che si sapeva non facile, tante le reazioni al termine della seduta della Consulta per l'autonomia del Veneto. Soddisfatta la Presidente dell'Anci regionale Maria Rosa Pavanello, che ha apprezzato soprattutto le parole del Presidente Zaia sul coinvolgimento dei territori nell'attuazione dell'autonomia. L'Anci Veneto, ha detto, continuerà ad essere a fianco della Regione e del suo governatore, offrendo il proprio contributo in termini di proposte, soluzioni e dialogo. Preoccupato dalla reazione politica delle regioni del Sud, invece il presidente regionale di Confturismo Marco Michielli, a Venezia anche in veste di vicepresidente di Confcommercio Veneto, che teme che il passaggio parlamentare possa essere un modo per rinviare la questione a dopo le elezioni europee, se non alla prossima legislatura. E a Camera e Senato chiede tempi celeri il presidente regionale di Confindustria Matteo Zoppas. L'autonomia può essere un vero strumento di spending review, ha detto, trovando con tutte le regioni un accordo che non penalizzi lo status quo e definendo criteri e soluzioni di cui alla lunga beneficeremo tutti. Reddito di cittadinanza al via, tutto pronto anche in Veneto, da domani si aprono i termini per presentare la domanda, le richieste vanno presentate alle poste, ai CAF o online nel sito www.redditodicittadinanza.gov.it se in possesso delle credenziali. Presso i 39 centri per l'impiego del Veneto gli interessati trovano già da oggi gli avvisi su come richiedere il reddito, informa l'assessore al lavoro
lavoro Elena Donazzan, anche se in questa fase operativa i centri non sono coinvolti direttamente. In tutte le sedi centrate e decentrate sono disponibili cartelli informativi su dove presentare la domanda e sulle modalità del rilascio. Da aprile, dopo che l'INPS avrà certificato i requisiti dei richiedenti e le poste avranno consegnato agli aventi diritto la carta prepagata, si potrà appunto erogare il reddito. A quel punto i centri per l'impiego convocheranno i beneficiari per l'inserimento occupazionale. Per presentare domanda bisogna essere in possesso di ISEE in corso di validità. Ancora cronaca, dramma all'ospedale di Feltre dove un bimbo è morto durante il parto per probabile asfissia da cordone ombelicale. La procura ha disposto l'autopsia. Sentiamo. Il giorno più felice che si è trasformato in quello più tragico per una coppia di Feltre è quel bimbo tanto atteso e desiderato per 9 mesi, morto in sala parto probabilmente per un'asfissia causata dal cordone ombelicale attorcigliato al collo del piccolo. Il dramma domenica scorsa all'ospedale di Feltre al termine di una gravidanza che non avrebbe presentato particolari problemi. In sala parto la situazione è precipitata e per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Distrutti dal dolore i genitori vogliono chiarezza sull'accaduto, soprattutto per accertare se sia stato fatto tutto il possibile per salvare il bimbo o se sia ravvisabile qualche responsabilità da parte del personale sanitario. Tensione ad Eraclea al primo consiglio comunale dopo l'arresto del sindaco Mirko Mestre. Ieri sera appunto un consiglio lampo ed oggi i consiglieri comunali si sono dimessi. Sentiamo. 4 dei 5 consiglieri di opposizione di Eraclea hanno rassegnato le proprie dimissioni per la quinta consigliera, è questione di ore. Si tratta di un atto dal significato politico che però non produce effetti immediati in un consiglio comunale già destinato allo scioglimento e al commissariamento se il sindaco Mirko Mestre, arrestato il 19 febbraio nell'ambito di un'ampia operazione anticamorra, non ritirerà le dimissioni presentate venerdì scorso. Altrettanto valore simbolico hanno anche le non dimissioni dei consiglieri di maggioranza, così come annunciato dal vice sindaco Graziano Teso nel primo affollatissimo consiglio comunale dopo le vicende di queste settimane, un consiglio comunale durato appena una ventina di minuti. La nostra solidarietà è di rimanere fin tanto che il sindaco in questi 20 giorni maturerà una decisione finale. Senta, alcuni cittadini qui sono rimasti un po' delusi perché si aspettavano un po' più di discussione. Non è un'arena questa e non deve scorrere sangue, questo è un momento molto amaro per tutti e soprattutto per i nostri cittadini. Nel corso della brevissima seduta del Consiglio, prima della quale è stato chiesto alle telecamere di uscire ai sensi del regolamento comunale, ha detto Teso, in una sala gremita è stata letta la lettera di dimissioni inviata da Mirko Mestre. La seduta è finita qui, le polemiche no. È stata danneggiata la democrazia, anzi ammazzata la democrazia, perché non permettere le riprese in un Consiglio comunale ci sembra irricevibile. È stata una seduta tra l'altro rapidissima, molti cittadini sono usciti un po' È lo stile di questa amministrazione. Molti cittadini sono rimasti delusi perché si aspettavano. L'amministrazione fin dal suo inizio ha chiuso la bocca e le orecchie a tutte le forme di partecipazione. È Francesca Businarolo, padovana d'origine, deputata del Movimento 5 Stelle, la nuova presidente della Commissione Giustizia che ha preso il posto della romagnola Giulia Sarti dopo le sue dimissioni annunciate per il coinvolgimento in un'inchiesta sui rimborsi al Movimento. Businarolo è stata eletta con 24 voti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la pagina dedicata alla sanità, ora con un intervento eccezionale eseguito oggi a Padova. Sentiamo. Il fegato è indispensabile per la vita, senza fegato si vive solo poche ore. Per trapiantare un paziente da donatore vivente oggi c'è bisogno del 60-70% della massa del fegato del donatore, grosso intervento, con rischi. Noi siamo riusciti a realizzare il trapianto utilizzando solo il 20% della massa del donatore. Questo l'eccezionale risultato in un intervento chirurgico su un paziente 47enne affetto da metastasi epatiche inoperabili.
Un'operazione effettuata per la prima volta al mondo proprio all'azienda ospedaliera di Padova. Una porzione di fegato da donatore vivente si è rigenerata in soli 17 giorni dopo essere stata trapiantata a fianco del fegato malato poi rimosso in videolaparoscopia. Abbiamo impiantato questo 20% del donatore vivente a fianco del fegato ammalato. Con delle tecniche molto particolari, molto sofisticate, abbiamo indotto una forte rigenerazione, ecco perché rapid. Questa rigenerazione ha esploso letteralmente il volume del fegato in 15 giorni, lo ha raddoppiato, questo 20% è diventato il doppio e quindi è diventato sufficiente a sostenere la vita del paziente. Abbiamo quindi in laparoscopia per la prima volta al mondo rimosso il fegato malato restante e lasciato il paziente con il trapianto. Gli scenari futuri per questo tipo di cure ora cambiano radicalmente. Noi apriamo un serbatoio di ulteriore donazione, non voglio dire illimitato, ma molto importante, perché per questo donatore ricevente ci sono state 3 proposte, perché tutti noi doneremmo il 20%, pochissimi donerebbero il 70% del proprio fegato. Anche il presidente della regione Luca Zaia ha voluto complimentarsi con l'equipe del professor Cillo. Un'altra prima mondiale per la sanità veneta e non sarà l'ultima, ce n'è abbastanza, conclude Zaia, per provare stupore, orgoglio e speranza di nuove guarigioni fino a ieri impossibili. Qui si apre la prospettiva di dare una cura, una possibilità di cura che in precedenza non era stata sperimentata. E torniamo anche questa sera a parlare del piccolo Joe, vediamolo impegnato a fare i famosi biscotti, ormai diventati famosi appunto a lui dedicati, vediamo. Eccolo il piccolo Joe, cuffiette e grembiule, pronto per mettersi al lavoro e realizzare gli ormai famosi biscotti a lui dedicati per raccogliere fondi per riuscire a raggiungere quei 400.000 euro necessari per l'intervento da realizzare in Florida per poter camminare e giocare come i suoi coetanei. Oggi si è a quota 140.000. In tanti state inviando il vostro contributo sul conto con gli estremi IBAN che state vedendo. IT 14G0760 1121 0000 1045 433 644 intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni. Così come in tanti state comprando i biscotti di Joe. Al proposito, guardatelo all'opera assieme al panettiere Luca Gottardello di San Martino di Lupari, l'inventore dei famosi dolcetti intitolati al nostro cucciolo. Parlando di emozioni, questo abbraccio di amore immenso e puro che solo un bimbo e la sua mamma possono provare. Ricordate Irma dall'Armellina, la nonna di 90 vicentina che a 93 anni è volata in Kenya per una missione umanitaria di 3 settimane? Ebbene, quest'oggi al Quirinale il Presidente della Repubblica l'ha resa commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Vediamo. Le immagini di nonna Irma in motocicletta nell'orfanotrofio in Kenya, dove per 3 settimane ha prestato la sua opera di volontaria, avevano fatto il giro del mondo. Siamo nel febbraio 2018, quando a 93 anni Irma dall'Armellina aveva deciso di riempire la sua valigia rossa e partire per fare visita a quella missione che da tanti anni sosteneva a distanza. Un entusiasmo contagioso il suo che non è passato inosservato ed eccola oggi sorridente ed elegante a Roma nelle sale del Quirinale, proprio a fianco con il suo immancabile bastone al presidente Sergio Mattarella nella foto di gruppo che ritrae tutti i 33 premiati dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nonna Irma, o meglio da oggi commendatore Irma, ha ricevuto il premio con questa motivazione per l'eccezionale prova di altruismo. Davvero un inno alla vita il suo, donna di polso, rimasta presto vedova, con 3 figli cresciuti con amore e coraggio, quello stesso amore che da 90 vicentina l'ha fatta volare in Kenya senza sentire il peso del bastone o dell'età. Cinema, tutti in coda da stamattina a Treviso per il casting di The New Pope, la nuova serie del premio Oscar Paolo Sorrentino. Vediamo. Sono pensionato, piuttosto che andare a guardare i cantieri di lavoro ho detto vado a fare un casting. Useranno delle grotte che ci sono a Nervesa che dovrebbero riprodurre Lourdes, quindi immagino che
che ci saranno sciancati, suore, non ho idea. In attesa del proprio turno l'immaginazione corre e chi è in fila spera di avere la faccia giusta per Sorrentino. Loro sono i partecipanti al casting per The New Pope, la nuova serie del regista napoletano. Servono circa 400 comparse da scegliere tra migliaia di aspiranti. La coda è così lunga da circondare l'isolato dell'Hotel Continental, sede del Provino, e luogo già scelto dal cineasta nel 2003 per girare alcune scene del film Le conseguenze dell'amore. Ampio il ventaglio anagrafico e varie le motivazioni, da chi fa sul serio a chi è spinto dalla curiosità. Un passatempo diverso dal solito e anche, inutile negarlo, un modo per far due soldini. Insomma, tentar non nuoce. Certo, si spera sempre, a me piace molto il cinema, il mondo del cinema e dello spettacolo, quindi si spera. Perché ho iniziato a studiare cinema e mi sembrava una buona opportunità. Studio cinema, mi piacerebbe entrare a far parte. La curiosità e l'interesse per Sorrentino. Ho tempo, quindi mi fa piacere partecipare. Abbiamo sentito di questa possibilità attraverso comunque i social media e mi sembrava un'opportunità carina. E poi anche l'aspetto economico che non so ancora quanto eventualmente sia. Per non parlare della notorietà e del fascino dei protagonisti della serie. Non si sa mai che si riesca a stare sul set a fianco di Jude Law. È uno dei motivi in cui siamo qui. Certo, sicuramente. È interessante, è la mia età. Ore e ore in coda, poi arriva il proprio turno e tutto si risolve in un flash. E nel classico le faremo sapere. Bella esperienza, vediamo un po', speriamo. Ho guardato i documenti e fatto delle foto, delle semplici foto. È andata che mi trovo a rifarlo online. Perché non so fare che roba. Bisogna che mi fai fare la figlia. Magari solo per pochi minuti, ma alla fine The New Pope sarà fatto anche da qualcuno di questi volti. E allora in bocca al lupo. O forse, dato il soggetto a sfondo religioso, meglio confidare in un intervento divino. Diamo limiti alla divina provvidenza noi. Accettiamo tutto. Quello che arriva è buono. Ed ora lo sport, calcio, Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Venezia, lo comunica il club lagunare confermando la decisione della società di Giotta Copina di sollevare dall'incarico Walter Zenga, che il Venezia ringrazia per l'attività fin qui svolta. Serse Cosmi, 60 anni, specialista in salvezza e promozioni, è atteso a Mestre in serata. Domani mattina la presentazione alla stampa e nel pomeriggio Cosmi dirigerà il suo primo allenamento veneziano. Era questa l'ultima notizia per il telegiornale del Veneto. Vi ricordo come sempre la nostra programmazione, 20:10 subito dopo i TG. Questa sera ospite di Ferdinando Avarino sarà il professor Michele Cortellazzo, docente all'Università di Padova, linguista. Ed è appunto tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni rispetto ai giorni scorsi, il sole continuerà a dominare. Nel dettaglio sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile, sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi in serata ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime molto miti comprese tra 11 e 16 gradi, addirittura 18 gradi sul Rodigino. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo, tanto sole ovunque, con il cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso, salvo per qualche innocuo addensamento sui settori montuosi. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime gradevoli comprese invece tra 13 e 18 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime piacevoli intorno ai 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.